Sciopero nazionale oggi dei portalettere, manifestazione anche a Treviso in Piazza della Vittoria. Contro soprattutto l'accordo che è stato siglato dagli altri sindacati firmatari e dal Post sul recapito a giorni alterni. Vuol dire che in portalettere non ha più una zona di recapito, ma la sua zona è divisa, ampliata, raddoppiata, divisa a metà e un giorno ne fa una e il giorno dopo fa l'altro pezzo. Praticamente gli utenti riceveranno la posta 5 giorni su 14. L'accordo prevede poi che accanto alla figura del portalettere classico vi sia quella denominata business che consegnerà pacchi, e-commerce, corrispondenza estera. A cui però è stato cambiato completamente l'orario e stravolta la vita perché partono dalla tarda mattinata fino alla sera, sabato comprese e anche la domenica nel caso il cliente chieda della consegna domenicale. Lavoro il pomeriggio, mi è capitato questo turno da mezzogiorno e mezzo alle 8 di sera. Stravolgimento della mia vita perché ho 2 bimbe, una di 10 e una di 5, le porto al mattino una all'asilo e una a scuola e poi vado a prendere la sera dai nonni. Bim bum bam, detto fatto, mi ritrovo in questa situazione, mie figlie non le vedo più. Tra le ragioni della manifestazione anche la questione occupazionale. L'azienda ha parlato a suo tempo di circa 15.000 esuberi prevalentemente fra i postini. Per quanto riguarda noi CTD, cioè contratti a tempo determinato, noi sappiamo che noi facciamo 2 mesi, 3 mesi di contratto, poi i fortunati vengono riconfermati per altri 2 o 3 mesi, altri invece rimangono a casa 2 mesi, poi vengono richiamati sempre a tempo determinato.